male essere la signora della villa, la villana. Permesso? Buongiorno. Ho un appuntamento per vedere la villa, mi devo sposare. Ho parlato al telefono con il conte e appunto sono qui per vedere gli ultimi dettagli. Beh, dica a me. Il centro tavola, volevo un po' capire come farli, avere magari qualche consiglio. Per esempio, hai mai pensato per esempio a dei cactus? No, a dire la verità non ci avevamo pensato. Ma è originale come cosa, capito? C'è un cactus, che è che mettere mai un cactus al centro tavola? E invece noi lo facciamo, perché siamo così eredi di questa nobiltà, di questa conoscenza, di questo momento particolare dell'Italia, che è stato un momento veramente che tutti ci invidiano. Lo vede, guardi, deve vedere anche, guardi, questo qui era un vescovo e quindi l'abbiamo messo lì. Una famiglia molto antica. Ma certo, la nostra era una famiglia antichissima. Guardi, per esempio, vede anche lì abbiamo Marcel, vede come assomiglia a Mozart, per esempio, vede? Poi abbiamo qui tutti i nostri quadri, le nostre cose, le nostre suppellettili. Poi guardi, ecco, se noi andiamo di qua, ecco, guardi questa sala, questa idea proprio della bellezza, dell'eleganza, anche della sobrietà. Tutto molto molto semplice, molto italiano, molto rinascimento, molto quello che siamo. Ecco, vede la famiglia, vede l'eleganza, no? Anche un po' di... Siamo un po' understatement, no? Cioè, no? Venga, adesso le voglio fare vedere. Guardi, Jacopo, il mio bambino. Non le somiglia molto. No? No, però... Buongiorno. 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 Jacopo? Sì, sono io. Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno. Buongiorno, arrivederci, buongiorno. Buongiorno, Buongiorno. Buongiorno. Arrivederci. Sua madre è davvero simpatica. Mia madre? Oh, non importa. Pensiamo al nostro matrimonio che è meglio. Ero qui per le nozze, il mio centro tavola. Certo, assolutamente rose. Abbiamo pensato a questo. Rose, bianche va e bene, rosa. va Venga. bene. Grazie. Ciao, buongiorno. Buongiorno ancora. Buongiorno. C'è ospitalità qui per dormire questa notte? Sì, si può. Ma ci siamo già visti prima, noi? Sì, mi scusi, mi sono fatta prendere dalla situazione. Non importa. Benvenuta intanto. Certo che si può dormire. Prima di andare a vedere le camere, vuole vedere la casa Sì, intanto? grazie. Le faccio vedere la casa. Ma che venga. gentile! Si figuri. Oh là, un salone! Un tinello, un salottino. Il salottino delle feste. Però. È stata completamente affrescata nel Settecento, in onore di una ragazza, per un matrimonio. Per un matrimonio, naturalmente. Certo. Questa ragazza si chiamava Alessandra ed ecco perché i 4 affreschi delle pareti sono 4 momenti della vita di Alessandro Magno in suo onore. Il primo affresco della sala, infatti, ha proprio come tema un matrimonio, il matrimonio di Alessandro. Sì. Insieme a Rossane. L'asiatica. L'asiatica. L'altro momento riguarda un'altra donna, si chiamava Campaspe. Dicono la donna più bella d'Asia, la ragazza aveva 16 anni. Lui la incontra mentre conquista il Medio Oriente e allora chiede al pittore Apelle di farle un ritratto per poter avere proprio questa sua bellezza sempre con lui. Apelle? Apelle. Apelle, figlio d'Apollo, fece una palla di pelle di pollo, lui? Non lo so, Mi però sono sempre chiesto chi potrebbe fosse. essere. Anch'io. E nell'istante in cui la vede, lui è innamorato perso di lei. Infatti c'è Cupido. Infatti c'è Cupido accanto a lei che sta per colpirlo. Tant'è che i due, per poter stare vicini, cosa potevano fare? L'unica cosa che poteva fare Apelle era dipingerla lentissimamente. Alessandro, dopo aver chiesto per tanto tempo, insomma, dov'è sto ritratto? Entra nell'atelier. Beh, ma che cosa succede qua? Ma allora? certo. Lo hai fatto o non lo hai fatto? Capisce immediatamente che i due sono innamorati. Sì. Li lascia vivere insieme e si potranno amare per tutta la vita. Perché la bellezza di Campaspe e l'arte espressa da Apelle vanno oltre la sua eventuale debolezza. Sì, quindi no, va oltre se stesso. Oltre se stesso. Persino lui, Sì. che viene invece assunto in cielo Tra gli dei dell'Olimpo.
No, è troppo bello. È troppo bello. Capisco gli americani, però insomma anche gli italiani potrebbero godere di questa cosa, no? Cioè slow tour, giro per le ville venete. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Ecco il caffè. Ma bellissimo, bellissima accoglienza. Grazie, ma avete dormito bene? Fantastica, all'inglese con partecipazione personale. Alle persone piace molto di più vederci davvero inseriti nella vita di ogni giorno, che qui è veramente a 360 gradi. Si passa dal curare il giardino, fare dei restauri in casa e l'accoglienza. Beh, insomma, è fare un salto nella storia veramente di secoli, di millenni, ed è estremamente coinvolgente, no? In un mondo così patinato, quello che anche a noi, singolarmente, a me, a te forse, viaggiando, è trovare ciò che è vero. Okay. E dunque non fingiamo nulla. Noi siamo proprio i padroni di casa, per cui come un buon padrone di casa cerchiamo di accogliere nel migliore dei modi. Beh, insomma, guarda, in questo viaggio in bicicletta tra le ville venete ho capito meglio qual è lo spirito e sono veramente perfettamente d'accordo, siete perfettamente in linea con Slow Tour. Che bello, vedi, sì. Grazie. Ciao a te. Siamo sulle prime colline di Monselice. Questo è il castello di Lispida, giusto? Giusto. Luogo storico, perché allora qui è stato 1100-1150 un antico monastero. Esatto, sì. Poi 1500 è stato, diciamo così, una villa agricola. Tra l'altro luogo storico perché qui Vittorio Emanuele III ha posto il suo quartier generale dopo Caporetto. Esatto, sì, nelle fasi finali della Prima Guerra Mondiale. Alessandro ha trasformato tutta questa tradizione in innovazione, un'innovazione che però a sua volta recupera in modo radicale la tradizione, a partire dalla coltivazione del vigneto. Cominciando dalla vite mi sembra un po' spettinata. Sì, il periodo intanto è quello del pre-riposo, stanno predisponendosi al loro lungo letargo invernale e in ogni caso vedi che è una coltivazione del tutto naturale, non c'è diserbo, non c'è chimica. È lasciata un po' allo stato brado. Beh, diciamo che è accudita però in modo delicato. Ma come fate con tutti i parassiti, le cose? Cioè... Per farti un esempio, facciamo 4 trattamenti all'anno con la propoli grezza delle api, viene irrorata e dà un effetto antiperonosporico molto interessante. Quindi tutto naturale? Sì, cerchiamo di fare il più possibile senza concimazioni chimiche, senza diserbi, con questi interventi leggeri, anche con prodotti ammessi in agricoltura biologica naturalmente. Ultrabiologico, vabbè. E dopo la vite c'è la cantina. C'è la cantina. Giù di là. Ed è in cantina che c'è l'idea sconvolgente. A proposito di Innovation Valley Nord-Est, creatività, novità assolute, Alessandro ha trovato un modo per, diciamo così, produrre un vino con un metodo totalmente innovativo. Sì, è un'innovazione al contrario, è un vino arcaico che quindi va a ripercorrere quelle che erano le tradizioni e anche i modi di vinificazione di un tempo, andando a ripescare proprio il vino dell'origine, quindi il vino prodotto all'interno di queste anfore di terracotta. Vino arcaico vuol dire il vino come lo si faceva 3-4 mila anni fa, dentro ad anfore di terracotta interrate in cantina. Il vino adesso è tecnologia, è intervento dell'uomo, adesso è l'uomo che modifica e tu l'esatto contrario. Sì, questa come dicevi è proprio una innovazione al contrario, verso una ricerca della naturalità attraverso uno strumento che è questo, di terracotta, e che quindi consente
all'uva che nasce, trae tutta la sua sostanza dalla terra, di rinascere all'interno di un recipiente proprio di terra. L'uva inizia a fermentare dopo la vendemmia nelle anfore per 6 mesi. Poi, all'equinozio di primavera, si tolgono le bucce, si lava l'anfora e si rimette dentro il vino ad invecchiare altri 8 mesi. Nell'antichità i vini venivano trasportati all'interno delle anfore da trasporto, che erano anfore con 2 manici, generalmente da 56 litri di varia foggia. Questo però che cosa comportava? Che attraverso i trasporti che avvenivano o nelle stive delle navi o sui carri, succedeva che il vino, come dicevano loro, si corrompeva. E quindi per evitare questo che cosa facevano? Lo trattavano preventivamente con una serie di agenti che potrebbero essere i nostri conservanti. E nel caso loro era ad esempio il miele, il mosto cotto, una delle cose più frequenti era il mosto cotto, l'acqua di mare ad esempio, e in taluni casi però questa è più di origine proprio caucasica, le resine. Questo dava al vino un gusto cattivo. Noi questo problema non l'abbiamo più perché imbottigliamo nelle bottiglie normali con i tappi di sughero e quindi possiamo cogliere il meglio dell'anfora e poi trasferirlo sulla tavola del nostro cliente finale. Questo è il mosto. Questo diciamo è già sviluppato tutti gli zuccheri naturalmente ed è diventato vino. È vero, non è acido. Ecco, cos'ha questo vino di differente dal vino normale? È un vino che è facilmente digeribile, è un vino che non ti fa male, puoi berne anche mezza bottiglia, sempre con moderazione naturalmente, però è un vino che non pesa poi il giorno successivo e questa sua digeribilità è proprio forse il maggiore elemento di distinzione rispetto a un vino convenzionale che in genere è fortemente addizionato di conservanti che poi in modo particolare di anidride solforosa. Quindi il massimo dell'innovazione, il massimo del futuro è tornare veramente al profondo passato. Sì, io non è che lo voglio sostenere a tutti i costi, però questa è una dimostrazione che si può fare anche così, una innovazione all'inverso. Eccomi qua, al golf della Montecchia. Per la prima volta proverò a tirare una palla, a giocare a golf. Ma non ho niente da mettermi. Sono cose complicatissime. Questo cos'è? Questo è una massa? Adesso ci sono tutti questi carrelli, tutte queste cose, ma io voglio quello che le porta. Datemi un caddy. Sono pronta, ma mi ci vogliono i guanti. Uno solo? Mi ci vogliono le palline. Ma mi ci vuole la mazza. Ma mi ci vuole la sacca. Con il caddy. Ma adesso mi ci vuole un maestro. Andiamo? Andiamo. Slow Tour per il Veneto, qui al Golf della Montecchia. Provo a giocare a golf. Chi è che tiene i punti? Non rida. E allora questo è il campo pratica, poi dopo invece si va in giro e si fa proprio le buche, no? Va bene, facciamo il campo pratica, vediamo come si deve fare. Chiudi, qua. Le braccia distese fino a qui, guarda la pallina. La pallina. Guarda la pallina. Colpisci la pallina e poi finisci il movimento. Con la gambetta per favorire la rotazione verso il bersaglio del corpo. L'ho fatto apposta. Guardo la pallina. Cosa così? Accidenti! La migliore. Sono portata? Sì. Bello, sarà il mio sport. Cosa c'è di bello nel giocare a golf? Si gioca contro se stessi e contro il campo. Poi si cammina molto, si è sempre fuori, anche d'inverno. È un gran gioco questo qua, effettivamente. Se poi prende è una droga anche. Ma veramente io sarei sempre qua. E poi sul campo da golf, come succede in tutti i film, si fanno amicizie. Questo qua questo. Anche internazionali. questo qui? 200 metri? Da quanto tempo gioca? 10 anni. Complimenti. Non vedo neanche dove è andata a finire la pallina. Ma sì, basta che vada dritta.
Giusto? Perché a questo punto, se noi fossimo su un campo, lei prenderebbe e andrebbe a vedere dove è andata. Sì. Allora andiamo anche noi sul campo, dai. Sì, andiamo sul campo da golf, che si chiama in gergo green, di nome e di fatto. Allora forse mi do al golf, anche perché non è più vero che ci vuole tanta acqua per annaffiare questa erba, perché in realtà è stata sperimentata qui un'erba che si chiama Patriot, che è un Bermuda grass, no? È un'erba molto forte che ha bisogno di pochissime innaffiature. Un po' di canna. Bellissimo, va bene, è bello. Adesso facciamo, Vai. Giorgio, mi dicono che sei bravissimo, che sei un campione. Sì, ma di macchine, non di golf. Io corro in macchina, non in golf. E quindi, però giochi a golf? Sì, mi piace molto. Come mai giochi a golf? Perché l'ho trovato uno sport che di testa per il mio lavoro serve molto per la concentrazione, per la calma. Qui ci vuole molta passione e molta calma in questo sport qua. Io la calma è un argomento che mi interessa molto. La calma perché anche se sbagli un colpo cerchi di recuperare il colpo dopo. Va bene. Una buca? Dai. Wow. Super colpo. Per metterla in buca la massa è quella. Allora guarda che toglie l'asta. Senza emozione, concentrazione, calma. Operatore, vado? Ci sei? Ok. Ho preso la telecamera, ma la pallina è entrata in buca. La direzione era perfetta, la forza un po' eccessiva, però ha un futuro. Obiettivo? Niente? Vedi tutto bene? Stai bene? Tutto a posto? Va bene. Ciao. Castello di Monselice. È un luogo straordinario, storicamente importante. Uno quando entra qui è come se si sentisse coinvolto, quasi si trasforma. Buongiorno, mi scusi, lei è un po' anacronistico vestito così. Forse è vestito da assessore del futuro del XXI secolo. Io arrivo dal futuro. Vengono molti turisti qui al Castello di Monselice? Tantissimi. Orari d'apertura, così giusto per capire? Tutti i giorni dalle 9, una breve pausa fino alle 18 poi. Bene, grazie assessore, ma... A lei? Si cambi però, perché così va non va bene, mica ha bene ragione. qua, no. Donna Barbara, cosa devo fare? Il baciamano, il piacere? Barbara è una guida qui del Castello di Monselice. Me la racconti la storia di questo castello particolarissimo? Volentieri. Cominciamo dai bizantini? Cominciamo dai bizantini. In che anno siamo? Attorno al 400. 400 d.C.? Certo. Ecco, Barbara, ti tengo io la sottana perché sennò ti inciampi qua, insomma, sono... Dunque, allora, nel 400 d.C., subito dopo l'impero romano, qui è una rocca bizantina. Certo, Patrizia. E poi arrivano i Longobardi quando? Attorno al 602 a Monselice. Solo che i Longobardi sono ancora là, vero? Andiamo a vedere. Dei Longobardi doc, proprio originali, nel museo. Che impressione, sono scheletri veri questi qua. Veri, veri. Non sono ricostruiti, Guarda, si vede ancora in quell'osso là il colpo di spada che l'ha spezzato, le ferite. Poi sono enormi questi qua, sono due giganti. Longobardi. Sì,
Longobardi, quindi lunghi. Comunque arrivano i barbari e qui praticamente fanno piazza pulita. E dopo i Longobardi qui cosa succede? Arriva Federico II di Svevia. Federico II di Svevia, andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Ecco Barbara, ma quando è che arriva qui Federico II? Attorno al 1236, Patrizio. È Federico II proprio di Svevia, lui? Certo che sì. Beh, ma ha fatto un sacco di castelli in Italia meridionale, ma ne ha fatto uno anche qui, non lo sapevo. Importantissimo, importantissimo. Perché l'ha fatto qua? Per la posizione strategica di Monselice che ha nella regione Veneto e non solo. E però dopo il castello viene utilizzato anche nel Rinascimento. Certo, tutto il territorio di Monselice si giunge alla Serenissima Repubblica di Venezia. Che signori c'erano qua? I signori Marcello. I signori Marcello. Senti Barbara, ma a proposito dei Marcello, loro venivano qui in vacanza. Residenza estiva. Dei turisti che se la spassavano in questo po' di castello. E cosa facevano? Per allietare le loro giornate durante l'estate facevano un po' di musica. Possiamo notare delle bellissime formelle con putti cantori, suonatori di strumento a fiato e a corde. Scusa, ma Benedetto Marcello è un Marcello di quei Marcelli lì? Medesima famiglia. Ma guarda che la cultura non è un caso. Senti, ma il salone rinascimentale dov'è? Di qua? Piani alti. Si torna su? Torna su. Vabbè. Che bella questa sala, è una meraviglia, tutta affrescata, tutta a scacchi, con gli affreschi, i mobili originali. Dove siamo qua? Qui siamo nella stanza del famoso Camino Carrarese. Che è particolarissimo, bellissimo. Certo. Come è fatto? È fatto, la particolare forma a imboccatura di flauto. È un camino vero. Vero, vero. Carrarese perché viene da Carrara? Perché fu edificato dai signori carraresi, Ah. i signori di Padova, attorno al 1338. Ho capito, che hanno avuto, mi ricordo i carraresi, hanno avuto una storia familiare un po' tormentata. Decisamente, come ogni buona famiglia. Sì. All'interno della famiglia ci furono dei problemi a livello amministrativi e ne fece le spese Jacopino da Carrara, E cioè? richiudendoli in una stanza di questo castello. È stato chiuso qui? Per 17 anni. È sopravvissuto? È morto di stenti. Oh, povero, che tempi che... Comunque, senti, ho letto su una guida turistica che voi qui avete anche un fantasma. Ce l'abbiamo, Patrizia, abbiamo il fantasma. Non poteva mancare. Che fantasma è? È il fantasma di Avalda. Sì, Avalda fu la moglie di Azzo d'Este, sì. più volte cornificata da parte del marito, e lei decise un giorno di lasciarsi andare anche lei ai suoi piaceri carnali finché il marito la scoprì e proprio in quella stanza là fu ammazzata. E adesso? E adesso vaga di notte per le stanze del castello lamentandosi. No, ma ho letto sempre sulle guide turistiche che qui c'è tutto un gran rumore, perché c'è ancora Jacopino che urla perché è arrabbiato e affamato. Poi ci sono i lamenti di Avalda, insomma c'è tutto un lavoro qua incredibile in questo castello. Mai soli. Mai soli, però diciamolo, Jacopino è storia, Certo. tutto vero. Avalda non si sa, Ma però lasciamo un punto interrogativo. ci piace pensarlo. Ci piace pensarlo. E a te piace fare la guida? Tantissimo. È bello, Tantissimo. vero? È bello, è bello. Raccontare un castello e anche riviverlo. E devo dire che l'atmosfera di questo castello è veramente bellissima. Anche grazie ai cittadini di Monselice che per passione, per divertirsi, per divertire il visitatore lo animano con presenze vive che danno all'insieme un sapore vero. Ma un castello come questo, a livello turistico, è un tesoro, è una cosa... Come può essere sfruttato? Allora, noi abbiamo circa 25.000 visitatori l'anno. È un castello ma è anche una casa museo, perché il Conte Cini, nei primi del Novecento, cominciò un paziente restauro, cerca di trovare arredi suppellettili dell'epoca, mette insieme nell'armeria una raccolta d'armi tra le più importanti che abbiamo oggi in Europa e quindi crea una collezione di arte applicata assolutamente unica nel suo genere. Allo storico chiedo questo, a livello architettonico, il fatto che Federico sia arrivato qui e abbia fatto un castello qua, cioè, è particolare, cioè, è strano questo castello, è unico nel suo genere, È no? considerato l'unico oggetto federiciano del nord Italia riconosciuto. L'architettura è di altissimo livello, abbiamo trovato nel restauro del Mastio, per esempio, tutta una serie di soluzioni tecnologiche avanzatissime mai utilizzate qui da noi. Il Mastio sulla sommità e il castello di Monselice sono due gioielli unici
di proprietà della regione e la regione ne vuole fare uno dei punti di eccellenza del Veneto.